Opposizione compatta in Consiglio regionale nel chiedere all'Assemblea di ritirare i progetti di legge riguardanti l'indipendenza del Veneto e la richiesta di statuto speciale. Una mozione firmata dai capigruppo di PD, Movimento 5 Stelle, Articolo 1 e tutte le altre forze di minoranza sarà presentata alla prossima seduta del Parlamentino. Formalmente il Consiglio si pronunci per il ritiro dei progetti di legge che riguardano l'indipendenza del Veneto e per il progetto di modifica costituzionale che vuole lo statuto speciale. Lo riteniamo un atto doveroso per liberare e sgombrare il campo da fraintendimenti, da confusioni che non aiutano il percorso che è uscito dalle urne del 22 ottobre, che è chiaramente un percorso nell'alveo costituzionale. Zaia ha proclamato a gran voce che quella del 22 ottobre è stata una vittoria di tutti i veneti, ricorda Manuel Brusco dei 5 Stelle. Ora sia coerente e rispetti il mandato datogli dagli elettori, parli solo di autonomia e lasci perdere indipendenza e statuto speciale. Noi vogliamo essere bravi portavoce dei cittadini e tradurre in atti concreti esclusivamente la volontà da loro espressa. Pur avendo fatto campagna per l'astensione, precisa Piero Ruzzante di Articolo 1, ora mi schiero volentieri e con convinzione a favore di questa giusta battaglia per mettere al bando autonomia speciale e indipendenza in nome di quanto stabilito dall'articolo 5 della Costituzione. L'Italia è una e indivisibile.